ieri a Teglio Veneto a perdere la vita un pensionato di 64 anni trovato schiacciato sotto il suo trattore. Indagano i carabinieri. Al via con la seconda booster anti-Covid la fase della quarta dose. Nell'Ulstra è serenissima, oltre 45.000 le persone tra over 80 e soggetti fragili. Truffa dei bonus Covid. Dopo l'operazione della Guardia di Finanza sono stati sequestrati altri 10 milioni, compresi 2 immobili a Venezia di un'imprenditrice mestrina. Il fotovoltaico è il futuro, soprattutto per contenere i costi e incrementare le produzioni interne di gas. Il Partito Democratico ha presentato una serie di emendamenti al governo. 210 navi da crociera in arrivo sulle banchine di Trieste e Monfalcone contro le 200 a Venezia. Il dato per gli scali nell'anno in corso segna nei numeri uno storico superamento. Case a rischio crollo in via Praello. Il sindaco ha deciso di non replicare all'accusa dei residenti in attesa dell'udienza che si svolgerà a fine aprile. Impresa titanica dell'Umana Reyer che è riuscita a battere Happy Casa Brindisi 80-78 all'overtime dopo una partita molto difficile nonostante le assenze. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Partiamo dalla cronaca e dall'ennesimo incidente sul lavoro con un 64enne che a Teglio Veneto ha perso la vita rimanendo schiacciato sotto il suo trattore. Stava trainando un albero forse troppo grosso che con tutta probabilità ha fatto rovesciare il trattore. Una caduta che non ha lasciato scampo a Renzo Tesser, pensionato di 64 anni, che ieri sera è stato trovato morto incastrato sotto il mezzo, a Cintello, frazione di Teglio Veneto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 64enne rimasto schiacciato sotto il trattore. Insieme a loro anche i carabinieri di Portogruaro che stanno eseguendo le indagini. Dalle prime informazioni acquisite sembra che Tesser stesse eseguendo dei lavori per conto proprio quando il mezzo si sarebbe rovesciato in fase di accelerazione perdendo stabilità e senza lasciargli scampo. Ora l'episodio che ha visto protagonista un uomo di Chioggia salito su un cavalcavia della zona industriale di Padova con l'intento di lanciarsi nel vuoto. È stato però salvato dalle forze dell'ordine arrivate tempestivamente sul posto. Era quasi la mezzanotte di lunedì quando 2 volanti della questura di Padova, con l'ausilio di una pattuglia dei carabinieri di Noventa Padovana, sono intervenute in zona industriale all'altezza del ponte tra via Messico e via Volpato per salvare un uomo con chiari intenti suicidi. L'uomo, un 31enne originario di Chioggia, all'arrivo delle forze dell'ordine era già al di là del parapetto del cavalcavia con le gambe sospese nel vuoto, mentre con una mano si teneva aggrappato alla rete metallica. 8 metri lo separavano dal manto stradale. Capito subito il forte stato confusionale in cui versava l'uomo, hanno cercato di rassicurarlo. Nel mentre una pattuglia fermava un camion e lo posizionava sotto al ponte. 2 agenti, insieme all'autista del mezzo, sono dunque saliti sul tetto del tir in modo da avvicinarsi il più possibile al 31enne. Mentre un terzo agente, imbracato con le corde, ha scavalcato il parapetto raggiungendolo e mettendolo in sicurezza fino all'arrivo dei vigili del fuoco che con un'autoscala munita di cesta l'hanno fatto scendere. L'uomo è poi stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Ricordiamo che la Regione Veneto ha allestito un numero verde a cui è possibile rivolgersi in casi di difficoltà. Il numero è 833 43 43. E ora la campagna vaccinale che prosegue perché al via c'è la fase della quarta dose anti-Covid prevista per gli over 80 e i soggetti estremamente fragili. Al via con la seconda dose booster anti-Covid, ovvero la cosiddetta quarta dose. Nella ULSS 3 Serenissima sono oltre 45.000 le persone eleggibili tra gli over 80 e i soggetti estremamente fragili. Si parla in questo caso di oltre 3.600 persone. Sono circa l'81% della popolazione over 80 che è stata sottoposta a vaccinazione con la terza dose. Da queste noi dovremo fare le dovute pulizie riferite a quelli che hanno avuto la malattia, quindi tra la prima dose in su che si sono ammalati di Covid, questi vanno tolti dalla vaccinazione
dalla seconda booster. Quasi 10.000 le slot messe a disposizione per ciascuna settimana e con prenotazione a partire da oggi, dopo le somministrazioni ad accesso libero effettuate nella giornata di ieri. La nostra potenzialità è molto ampia e collaudata nel tempo, quindi noi partiremo con queste 10.000 dosi, in 4 settimane dovremo riuscire a far tutto sostanzialmente. Per questa quarta dose deve essere trascorso un intervallo di tempo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo. Attenzionate speciali le RSA. Il personale sanitario sempre molta attenzione e anche le persone che fanno visita alle strutture per anziani ma anche ai nostri ospedali, però la vaccinazione è effettivamente diretta alle persone over 80 e alle persone che hanno problemi di sensibilità e di risposta immunitaria. Esentati dalla quarta dose i soggetti che hanno contratto il Covid nei citati 3 mesi. In questi giorni, nell'incrocio dei dati con l'Agenzia delle Entrate, in arrivo le prime sanzioni per gli over 50 non vaccinati, al momento 86 nel veneziano multati tra gli oltre 14.000 previsti, per 100 euro di sanzione ciascuno. Le persone hanno dal momento del recepimento hanno una decina di giorni per inviare alla ULSS competente, quindi a noi, un certificato vaccinale, l'esenzione dal vaccino, il certificato di malattia da Covid, grazie al quale allora noi possiamo compilare un format che va all'Agenzia delle Entrate e li esenta dalla multa. E ora veniamo invece alla truffa dei bonus Covid. Dopo l'operazione della Guardia di Finanza sono stati sequestrati altri 10 milioni, compresi 2 immobili a Venezia. Ci sono anche un'imprenditrice mestrina e uno di Chioggia nella truffa dei bonus Covid scoperta dalla Guardia di Finanza di Rimini. Un'operazione che lo scorso gennaio ha scoperchiato un'associazione a delinquere composta da 56 persone attive e 22 prestanome in tutta Italia e che avrebbe frodato lo Stato per 440 milioni, commercializzando falsi crediti di imposta introdotti tra le misure di sostegno governative del decreto rilancio 2020, nella fase più acuta della pandemia. Bonus di locazione, facciate, sisma bonus. I finanzieri hanno bloccato subito 305 milioni di crediti prima che venissero venduti. Bisognava rientrare in possesso di quelli già commercializzati per 135 milioni, ma che in realtà erano stati venduti più o meno al 40% del loro valore. Di questi gli investigatori per ora ne hanno sequestrati 40, tra immobili, società, veicoli, disponibilità finanziarie, ma mancano all'appello 14 milioni. L'ultima tranche risale a 2 giorni fa, quando i finanzieri hanno recuperato quasi 10 milioni sequestrando beni di vario tipo a 5 degli indagati, per i quali il GIP ha emesso un secondo decreto di sequestro preventivo. Si tratta di un commercialista riminese, un'imprenditrice mestrina, una di Rovigo, una di Milano, uno di Giulianova. Alla veneziana in particolare sono stati requisiti 2 immobili. In provincia risulta coinvolta nelle indagini anche un'altra persona, un commercialista di Chioggia. Il fotovoltaico è il futuro, soprattutto per contenere i costi e incrementare le produzioni interne e di gas. Il Partito Democratico ha presentato una serie di emendamenti al governo. Per contenere i costi dell'energia elettrica e del gas naturale, il Consiglio dei Ministri ha approvato a febbraio un decreto legge che introduce misure urgenti per lo sviluppo di energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, che si sviluppa su 2 piani. Una prima risposta all'emergenza energia, stanziando 8 miliardi per far fronte al caro bollette e sostenere le imprese. Poi c'è il pacchetto che riguarda le norme volte a semplificare e ad accelerare sulle rinnovabili, in particolare sul fotovoltaico. Per cui il PD è riuscito con vari emendamenti a introdurre una serie di semplificazioni nel settore dell'agricoltura, zone industriali e città. Sono primo firmatario di un emendamento che consente l'installazione dei pannelli nei centri storici, ovviamente trovando un punto di equilibrio tra la necessità di sviluppare il fotovoltaico e quella di tutelare le zone di pregio dell'Italia. In questo senso ovviamente non sarà tappezzata Venezia di pannelli fotovoltaici, ma ci sarà la possibilità di installare il fotovoltaico con pannelli integrati, ovvero aderenti ai tetti, in quelle zone che non disturbano il panorama e che non siano visibili da terra. È poi previsto l'incremento della produzione nazionale di gas per diminuire il rapporto importazione-produzione
produzione, da utilizzarsi a costo equo per imprese e PMI. L'obiettivo è quello di sostenere la ripresa economica. Poi è fondamentale lo sviluppo dell'energia pulita, dei pannelli fotovoltaici, dell'eolico. Ecco, penso in agricoltura, molto importante che aver favorito l'installazione dell'agrivoltaico. Cosa significa? I pannelli sollevati da terra, dove sotto sarà possibile continuare a coltivare le coltivazioni, mentre abbiamo cercato di limitare lo sviluppo del fotovoltaico a terra, che genera molto consumo di suolo. Lo stesso nelle zone industriali, dove sarà possibile, anche in deroga ai piani regolatori, sviluppare e installare i pannelli fotovoltaici. E poi c'è il tema del lavoro ibrido, di cui Venezia si candida a diventare la capitale. Venezia ambisce a diventare capitale del lavoro ibrido. Cosa significa? Lo spiega la piattaforma nata in collaborazione con la Fondazione di Venezia, Università Ca' Foscari e Cisco, azienda quest'ultima specializzata nel networking, il lavoro online per intenderci. Si tratta in estrema sintesi di sviluppare delle idee, delle connessioni con la comunità nell'interazione tra persone, gruppi di lavoro e aziende. In questi giorni assoldata la squadra del cosiddetto lavoro innovativo, cioè con i lavoratori provenienti da Spagna, Francia e Grecia e impegnati a Venezia in collaborazione con associazioni che si occupano di cambiamenti climatici, crescita economica e circolarità. Resteranno in città per un totale di 3 mesi e finiranno al termine del progetto il piano sul nuovo concetto di lavoro, da interpretarsi anche da un punto di vista olistico, secondo come dettato anche dall'agenda dell'ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, per tracciare la rotta di un nuovo tipo di produttività unita anche al benessere dei dipendenti. Il numero di navi da crociera in arrivo nel 2022 nel polo Trieste-Monfalcone supererà quello di Venezia. È emerso nella conversazione che il nostro Ferdinando Avarino ha avuto col presidente del porto di Trieste, Zeno D'Agostino. Nel senso che abbiamo più navi bianche a Trieste che a Venezia. A Trieste e Monfalcone. Beh, ok. No, perché Monfalcone fa la sua parte. 210 navi da crociera in arrivo sulle banchine di Trieste e Monfalcone, scali che formano una sorta di approdo unico a distanza per le navi bianche in arrivo nella Venezia Giulia, contro 200 complessive a Venezia. Il dato programmato per gli scali nell'anno in corso segna nei numeri uno storico superamento. A confermarlo il presidente dell'autorità portuale dell'Adriatico orientale, Zeno D'Agostino, nel corso di un appuntamento per il ciclo Luoghi Comuni organizzato dal consigliere regionale del PD e già sindaco di Trieste, Roberto Cosolini, moderato dal vice direttore di Tele4, Ferdinando Avarino. Il numero 1 dell'Authority ne motiva però i perché, chiaramente collegati ai noti problemi in laguna con le navi bianche. Avevamo numeri diversi là, no? No, vabbè, dai, sì, ma è chiaro che sulle navi bianche, ma insomma, secondo me si sta facendo anche squadra, cioè con Fulvio, col presidente del Porto di Venezia, stiamo ragionando in termini appunto di backup Trieste e Monfalcone rispetto, parliamoci chiaro, delle condizioni vincolanti su Venezia, che sono pesanti. Quando tu hai un vincolo dei 15 nodi per poter far entrare le navi bianche al porto di Venezia, 15 nodi è poca roba, quindi saranno tante le navi. Allora già ne abbiamo tante, ma il backup, cioè il fatto che noi dobbiamo essere pronti come Trieste e Monfalcone per accogliere sia navi di costa che navi di MSC, soprattutto qui tra Trieste e Monfalcone, ci porterà sicuramente a numeri importanti. Insomma. Ma non solo, la prospettiva di una pandemia in calo nel corso della bella stagione fa presupporre anche un aumento del numero complessivo di passeggeri nel polo giuliano, stimati attualmente in 500.000 nel 2022. Abbiamo fatto in maniera abbastanza pessimistica i conti, sapendo che il Covid incombe e impone delle percentuali, diciamo, di riempimento delle navi abbastanza basse, quindi quei 480.000 di quest'anno sono legati a un riempimento, insomma, però secondo me si andrà oltre quel riempimento, quindi è probabile che noi andiamo, cioè i 780.000 sono previsti a un riempimento normale della nave, probabilmente sarà una via di mezzo tra i 780 e il mezzo milione. Ora parliamo di forestazione, perché ci sono delle proposte del Partito Democratico per incrementarla nel territorio della città metropolitana di Venezia.
Forestazione, pubblicato il bando per il biennio 2022-2024, oltre 13 milioni stanziati per la città metropolitana di Venezia per i prossimi anni. Per i consiglieri del gruppo metropolitano di Venezia, con in testa il Partito Democratico, una grande opportunità in chiave green. Tenere presente che la città metropolitana di Venezia è la città metropolitana con la più bassa percentuale in Italia per quanto riguarda le aree forestate, il 4% soltanto di tutta l'area, e lo dimostra anche un alto tasso di urbanizzazione, insomma, che vogliamo provare a invertire la rotta. Già stilato il progetto da proporre alla Giunta della città metropolitana, piano questo che prevede la tutela e la salvaguardia di territori di grande valore storico, oltre che naturalistico ed ambientale. Noi crediamo per esempio sia la volta di fare la tangenziale verde lungo la Mestre, realizzare il parco del Marzenego, quindi poter usare la forestazione per questo, e in qualche modo anche usare lungo tutti i corsi d'acqua o le strade principali, provinciali e non, per dare una svolta green. Territori da preservare, spesso sconosciuti anche agli stessi residenti. C'è questa opportunità e va colta fino in fondo. Torniamo a parlare invece del rischio crollo in via Prello a Marcon. Dopo le denunce dei residenti ai nostri microfoni abbiamo contattato il sindaco Matteo Romanello, che però ha scelto di non rilasciare alcuna dichiarazione in merito, anche nel rispetto dell'incontro che si svolgerà a fine aprile con il giudice e le parti in causa. Una situazione grave, quella delle tubature nel terreno, secondo quanto ci hanno raccontato i residenti, che si protrae dagli anni 90 e che rischia di mettere in serio pericolo le abitazioni di quell'area di 700 metri. Riqualificazione di via Kennedy, arteria principale della zona industriale di San Donà di Piave, firmato il protocollo d'intesa tra Confindustria Venezia e il Comune. Al via alla riqualificazione di via Kennedy, l'arteria principale della zona industriale di San Donà di Piave. Buche e parcheggio selvaggio tra non molto saranno solo un lontano ricordo. L'importante traguardo si è raggiunto grazie alla firma del protocollo d'intesa tra Confindustria Venezia e il Comune, a dimostrazione di quando pubblico e privato, mettendosi insieme, sono in grado di raggiungere obiettivi comuni con la massima efficienza. In questo caso 20 aziende presenti nella zona industriale hanno consegnato a titolo gratuito al Comune un progetto di fattibilità per il rilancio e lo sviluppo dell'area e cercare di rimediare alle annose criticità infrastrutturali della zona. D'oggi in poi si penserà a riasfaltare la strada, creare parcheggi, una pista ciclopedonale, garantire decoro e sicurezza stradale. Prima però il Comune dovrà considerare anche l'aspetto dei sottoservizi. Siamo in un'area che soffre anche per l'inadeguatezza della rete fognaria, per cui ogni volta che piove in eccesso c'è l'allagamento della parte superficiale. Per questo progetto abbiamo già avanzato una proposta di intercettare fondi PNRR, confidando che possa essere premiata. Dopodiché quello che ci è stato donato oggi dalle imprese di quest'area riguarda quello che avviene sopra, e quindi la viabilità, la sicurezza per i pedoni, i ciclisti, gli automobilisti, una dotazione adeguata di parcheggi e anche una illuminazione che renda più decorosa quest'area, con anche l'innesto di elementi di verde. I costi di tutta l'opera? Per quanto riguarda il progetto relativo ai sottoservizi parliamo di circa 2 milioni di euro. E poco meno, cioè 1,6 milioni, riguarda invece tutto quello da realizzarsi al di sopra. Tempi di realizzazione? I lavori termineranno una volta, completati appunto tutte le verifiche amministrative del caso, eccetera, 18 mesi. Migliorando la viabilità, migliorando i sottoservizi, aumentando il verde, aumentando la sicurezza, le piste ciclabili, l'illuminazione e tutto, andiamo anche ad aumentare i parcheggi di circa 70 unità. E devo dire che è un bel risultato, ne sono felicissimo. Ora il basket, grande impresa dell'Umana Reyer, che è riuscita a battere Brindisi 80-78 all'overtime dopo una partita molto difficile nonostante le assenze. Quando le speranze sembravano perse, l'Umana Reyer è riuscita a battere anche l'Happy Casa Brindisi con un tonut monumentale all'overtime e grazie ai liberi di Watt. Nel recupero del 16° turno, 80-78 il finale, che allunga 7 vittorie nelle ultime 8 giornate la striscia degli Orogranata. Una vittoria credo alla fine meritata, difficilissima, durissima, perché veramente ci siamo presentati in condizioni difficili, con l'assenza anche all'ultimo di Ramos per un problema solito al piede. Una vittoria un po' amara perché purtroppo si è fatto male Theodore e domani farà degli esami per vedere l'entità dell'infortunio, ma
alla faccia di quelli che dicono che piangiamo e dovrebbero farsi un esamino di coscienza, ma detto questo, che è per pochi intimi, la squadra è stata clamorosamente sul pezzo, con un sacrificio incredibile da parte di tutti. È stata la sfida dei grandi assenti, Vitali, Dei, Sanders e Bramos in panchina, ma non utilizzabile dopo la distorsione alla caviglia. Per questo la vittoria è ancor più meritata, come ha voluto rimarcare coach De Raffaele. Onestamente avessimo perso gli avrei fatto i complimenti lo stesso, perché comunque è stata una partita alla quale si sono ribellati in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione, alle tante difficoltà. 2 punti credo fondamentali. E adesso sinceramente non so come andremo a Sassari, vediamo, perché la situazione è veramente molto pesante. Era l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Tra poco l'edizione di Treviso, ora le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Autofficina Sandri, centro revisione auto, moto, quad e carrelli O1 O2. Affidati al nostro personale qualificato. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in lieve calo. Sabato avremo infatti qualche disturbo, ma venerdì 15 aprile il tempo si manterrà tutto sommato buono. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica ci mostra un contesto tranquillo, tanto sole con cielo sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento con occasionali acquazzoni sui rilievi. Temperature stazionarie minime tra 5 e 10 gradi, massime tra i 19 e i 23 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo limpido, sui monti bello al mattino, variabile dal pomeriggio con qualche pioggia, venti a regime di brezza con bora sulla costa. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, massime sui 19 e 23 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui schiarite più ampie al mattino, alternate ad annuvolamenti. In serata isolati piovaschi sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno ai 9 gradi, massime infine sui 25-27 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antena 3. Autofficina Sandri è anche centro gomme altamente specializzato e officina meccanica. Ti aspettiamo a Marghera.